Buongiorno a tutti, carissimi fratelli e sorelle. Buona domenica, buona Pasqua del Signore. Questo è il giorno del Signore. Rallegriamoci ed esultiamo, perché il Signore ancora una volta si fa presente nella nostra vita, si fa nostro compagno di viaggio, si fa nostra guida nel cammino verso la santità. Ma soprattutto oggi buongiorno a Maria, la nostra mamma, che vuole per noi ogni bene. A lei, in questa giornata particolare della domenica, offriamo la nostra preghiera e mettiamo nel suo cuore tutto ciò che abbiamo nei nostri cuori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi ci rivolgiamo a Maria in un modo particolare. La vogliamo pregare, la vogliamo contemplare, vogliamo riflettere su Santa Maria di Cana. In quel tempo, così dice il Vangelo di Giovanni, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Ma la madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. A Cana la Beata Vergine Maria, nei giorni della sua vita terrena, compì la funzione benefica in favore degli sposi e dei discepoli, che ora dalla gloria dei cieli compie in favore di tutta la Chiesa. Sollecita del bene dell'umanità, prega il Figlio perché ci sovvenga nelle nostre necessità e ci invita a mettere in pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Secondo il senso della liturgia si sottolinea che la madre di Gesù, che intervenne al banchetto nuziale di Cana, è presente nella Chiesa al convito nuziale dell'Eucarestia. Perciò la comunità dei fedeli ogni giorno celebra il sacrificio eucaristico in comunione anche con la gloriosa Vergine Maria. Il nostro racconto quotidiano. Una nuvola, giovane, ma è risaputo, la vita delle nuvole è breve e movimentata, faceva la sua prima cavalcata nei cieli, con un branco di nuvoloni gonfi e bizzarri. Quando passarono sul grande deserto del Sahara,
Le altre nuvole, più esperte, la incitarono. «Corri, corri, se ti fermi qui sei perduta». La nuvola però era curiosa, come tutti i giovani, e si lasciò scivolare in fondo al branco delle nuvole, così simile a una mandria di bisonti sparpagliati. «Cosa fai? Muoviti!» le ringhiò dietro il vento. Ma la nuvoletta aveva visto le dune di sabbia dorata, uno spettacolo davvero affascinante, e planò leggera leggera. Le dune sembravano nuvole d'ore, accarezzate dal vento. Una di esse le sorrise. «Ciao», le disse. Era una duna molto graziosa, appena formata dal vento, che le scompigliava la luccicante chioma. «Ciao, io mi chiamo Ola», si presentò la nuvola. «Io una», replicò la duna. «Com'è la tua vita lì giù?» «Beh, sole e vento. Fa un po' caldo, ma ci si arrangia». «E la tua?» «Sole e vento, grandi corse nel cielo». «La mia vita è molto breve. Quando tornerà il gran vento, forse sparirò. Ti dispiace?» «Un po'. Mi sembra di non servire a niente». «Anch'io mi trasformerò presto in pioggia e cadrò. È il mio destino». La duna esitò un attimo e poi disse: «Lo sai come chiamiamo noi la pioggia?» «La chiamiamo paradiso». «Non sapevo di essere così importante», disse la nuvola. «Ho sentito raccontare da alcune vecchie dune quanto sia bella la pioggia. Noi ci copriamo di cose meravigliose che si chiamano erba e fiori. Oh, è vero, li ho visti. Probabilmente io non li vedrò mai», concluse mestamente la duna. La nuvola riflette un attimo, poi disse: «Potrei pioverti addosso io, ma morirai. Tu però fiorirai», disse la nuvola, e si lasciò cadere, diventando pioggia. Il giorno dopo la piccola duna era tutta fiorita. «Signore, fa di me una lampada. Brucerò me stesso, ma darò luce agli altri». Preghiamo. O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria al mistero della nostra salvezza, fa che, accogliendo l'invito della Madre, mettiamo in pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro fioretto quotidiano, domenicale, in questa giornata: offri un piccolo aiuto materiale a una famiglia in difficoltà. Un gesto di carità nel nome della Madonna, che è speciale madre della famiglia e protettrice della famiglia. Buona domenica a tutti.